Incontro oggi in comune a Rapallo per fare il punto sulla chiusura del porto Carlo Riva. È il momento più difficile dal 29 ottobre, ha detto il sindaco, ma prima di tutto vengono sicurezza e legittimità. Protesta silenziosa dei lavoratori dello scalo portuale questa mattina di fronte al municipio. Preoccupazione per le attività e le famiglie che vivono dell'indotto dello scalo. Prove di carico con 4 camion da 44 tonnellate questa mattina sempre a Rapallo per la soletta del San Francesco. Concluse le verifiche tecniche, la strada riaprirà tra 48 ore circa. 2 steward sulla linea 82 tra Santa Margherita Ligure e Portofino. È il nuovo servizio di ATP per contrastare l'evasione ma anche per aiutare i viaggiatori. L'attività prenderà il via in agosto. Si sono conclusi a Santa Margherita Ligure i festeggiamenti in onore della Madonna della Lettera. Nella chiesa di Corte il vescovo è invitato ad essere testimoni vivi del proprio essere cristiani. La stagione olivicola premia lo Spezzino, assegnati ai produttori di Castelnuovo e Santo Stefano Magra il primo premio per l'extravergine e la DOP, a Zerli il premio al miglior hobbista. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio oggi. Il porto Carlo Riva di Rapallo, come sapete, è chiuso dalla sera di giovedì scorso, ma del destino dei lavoratori diretti e di quelli dell'indotto nessuno si è ancora occupato. In questi giorni proseguono gli incontri di natura tecnica per capire come affrontare l'intricata situazione. Ora sono incerti anche i lavori di messa in sicurezza definitiva che avrebbero dovuto iniziare tra 45 giorni circa. Oggi il sindaco, il consiglio comunale e i legali del comune hanno incontrato i lavoratori e non solo per fare il punto. Sentiamo. Non è chiaro quando il porto Carlo Riva potrà riaprire. È una partita complessa, dice il sindaco ai lavoratori, alle categorie e al consiglio comunale intero. È il periodo più difficile dopo fine ottobre, spiega in apertura, e il mio personale più difficile in questi 5 anni di mandato. Il comune, con un'ordinanza, ha sospeso l'agibilità dello scalo, ma, ci tiene a sottolineare Carlo Bagnasco, è stato un atto dovuto. Credo nel Carlo Riva, aggiunge, ma anche nella legittimità, nel rispetto delle normative. Il comune, anche per bocca dei suoi legali, farà di tutto per far riaprire il porto, anche lavorando di notte se necessario. Prima però occorre il via libera di Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco. Tutti insieme dobbiamo fare un tavolo e ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Ad oggi il porto Carlo Riva è stato ritenuto un porto non sicuro e di conseguenza un'amministrazione è stato messo nero su bianco, è stata sospesa l'agibilità sostanzialmente del porto dicendo che il porto mancavano le normative di sicurezza per quanto riguarda l'antincendio e non solo, è stato un atto dovuto il nostro che tra l'altro è stato un atto neanche sindacale, come sapete benissimo, è stato un atto dirigenziale, quindi una presa d'atto e sostanzialmente un dovere. Il dovere che ha un sindaco e la prima parola è la sicurezza. Al fianco dei lavoratori del porto, tra gli altri, si fa sentire Confesercenti. Enrico Castagnone, del coordinamento del Tiguglio, spiega ai presenti che alcune famiglie rischiano di rimanere a casa e che più il tempo passa, più si eleva il rischio che molte imbarcazioni non facciano ritorno. Tempi brevi per la riapertura, dunque, è l'accorata richiesta di Castagnone. Gli avvocati hanno specificato che più che la messa in sicurezza totale basterebbe anche dei rimedi provvisori per far cessare lo stato di inagibilità del porto. La soluzione si può trovare anche sul discorso antincendio, credo che anche una cosa non fatta proprio definitiva, però in modo anche parziale, però a regola d'arte, possa servire alla riapertura. Quindi si spera che questo chiaramente basti per poter fare la riapertura. Come ribadisco, lasceremo a casa veramente troppe famiglie, oltre a quelle che già sono rimaste a casa dopo la mareggiata. Rimaniamo in tema. Ormeggiatori, commercianti, dipendenti diretti e operatori delle varie attività connesse alla nautica hanno voluto rimarcare le difficoltà del momento protestando silenziosamente questa mattina davanti al Palazzo Municipale di Rapallo. Per noi c'era Emanuela Castello. Fino ad ora c'è stato il silenzio nei confronti dei lavoratori del porto e oggi i lavoratori in silenzio hanno manifestato tutta la loro preoccupazione per la chiusura del porto Carlo Riva che di fatto ha dimezzato, in molti casi del tutto annullato, la possibilità di lavoro per loro. Questa mattina a Rapallo, davanti al Palazzo del Comune, c'è stata la protesta silenziosa dei dipendenti diretti del porto Carlo Riva, 21 persone, ma non solo. Con loro c'erano anche i titolari delle attività commerciali, sia interne che esterne all'area portuale, che hanno a
loro volta dipendenti, degli operatori del porto pubblico, dei marinai imbarcati, dei dipendenti del guardianaggio, 10 persone, tutti incerti sul proprio futuro, ma assolutamente certi del presente. Il porto chiuso cancella il loro lavoro. A manifestare solidarietà, oltre ad alcuni dipendenti delle attività del porto di Santa Margherita Ligure, c'era anche l'arciprete della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, don Stefano Curotto, vicino alla preoccupazione delle famiglie. E fra i lavoratori c'era anche la famiglia Riva, con l'amministratore delegato Andrea Dall'Asta ed il figlio Nicolò e la direttrice Marina Scarpino, che stamattina hanno avuto un primo incontro di natura tecnica con l'amministrazione comunale, in primis il sindaco Carlo Bagnasco, che ha salutato i lavoratori radunati sulla piazza passando per entrare in riunione. Molte le domande che aleggiavano fra i lavoratori radunati davanti al Palazzo Comunale, che hanno visto sfumare la possibilità di lavoro generata da circa 900 persone ogni fine settimana e per i quali la presenza temporanea di 56 imbarcazioni era vitale e che ora temono anche per l'inizio effettivo dei lavori di messa in sicurezza definitiva del porto, che avrebbero dovuto essere avviati il 10 di settembre. Rimaniamo a Rapallo perché questa mattina è iniziato da parte dei tecnici del comune e delle ditte incaricate l'intervento di carico sulla nuova soletta sul torrente San Francesco. L'obiettivo è di riaprire la strada entro un paio di giorni. Sentiamo. Tecnicamente come state operando? Allora, stiamo operando per fare le prove di carico si usano questi 4 mezzi che sono camion caricati a 44 tonnellate che vengono disposti su uno schema preconfigurato, sono impalcato e se ne misurano le deformazioni. Quindi un'operazione che è insomma semplice ma che richiede solo un po' di tempo e un po' di cura. Poi dopodiché si confrontano i valori le frecce che si ottengono, le deformazioni con le frecce teoriche da calcolo. Se tutto corrisponde il ponte viene collaudato. Ecco, come si procede? Prima il carico con i 4 camion e poi successivamente? Allora, diciamo così, prima vengono messi i camion vengono messi 2 camion, si fanno delle misure, poi si mettono gli altri camion e poi si fanno le misure. Alla fine al contrario si tolgono 2, si fanno le misure e si tolgono gli altri 2 e si fanno le misure. Conseguentemente si ha la lettura della deformazione a ponte carico e a ponte scarico e si vede la cosiddetta freccia elastica, ossia se il ponte ritorna nella sua configurazione iniziale. Questa è una disposizione che è adesso provvisoria, ma semplicemente perché questo ponte non ha mai preso carico, quindi è necessario dargli un po' di peso per fare gli assestamenti del caso, degli appoggi, dei giunti e basta. Terminato il collaudo si può ragionare sulle fasi successive. L'ipotesi è quella di poter riaprire, almeno provvisoriamente, la strada, diciamo, di qui a 48 ore. Diciamo che è previsto la segnaletica e la riapertura della strada tra 48 ore, sì. Quindi questa sarà sicuramente una buona notizia per chi vive e opera in questo settore. Poi i passaggi successivi. Questo è solo la primissima parte di un lavoro mastodontico. È logico, l'opera completa vedrà la luce tra qualche anno. Ora è prevista questa prima fase, poi verrà studiata la fase successiva e collegata per poterla completare. Ecco. Quindi ci sarà bisogno di una valutazione ora sulle tempistiche che faremo concordando con la Regione anche i finanziamenti che ci sono. Ecco, il prossimo pezzo di messa in sicurezza della foce San Francesco fino a che punto dovrebbe arrivare? Deve arrivare fino alla copertura, alla ferrovia, quindi tutta la copertura attuale, quindi eliminazione del solaio, rifacimento logicamente delle pareti e della nuova copertura. Tappa a Roma oggi per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del sindaco di Genova Marco Bucci. I Toti e Bucci hanno chiesto di prorogare di altri 12 mesi lo stato di emergenza subito dopo il tragico crollo del viadotto sul Polcevera e le 2 strutture commissariali, pratica che arriverà in Consiglio dei Ministri probabilmente già domani. La richiesta accolta dal presidente Conte è stata portata dai 2 commissari all'attenzione del Premier per poter permettere alle 2 strutture commissariali di concludere il lavoro svolto in quasi un anno di attività, rispondendo alle aspettative del territorio, degli operatori economici e della popolazione colpita. E andiamo sul sito dell'ANSA della Liguria. A margine di questo incontro il sindaco di Genova Bucci ha detto che l'analisi finanziaria è positiva e che Autostrade sta pagando. E inoltre ha parlato anche del nuovo ponte. Abbiamo rivisto il lavoro fatto per la demolizione e la costruzione del ponte. Abbiamo impostato i progetti per la conclusione che è sempre prevista per l'aprile del 2020.
E ora la cronaca è stabile, il giovane è caduto con lo scooter ieri mattina a Santa Margherita Ligure, a dirlo l'ultimo bollettino medico emesso dal San Martino di Genova. Il ragazzo, giunto in ospedale con un grave trauma cranico, è ricoverato in rianimazione. La situazione resta delicata. Complesso anche il quadro clinico della persona punta ieri dai Calabroni e vittima di uno shock anafilattico, è ricoverato in osservazione al pronto soccorso. E infine l'uomo infortunato sul lavoro in Val d'Aveto è stato operato alla gamba dall'equipe del professor Federico Santolini, è ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia d'urgenza. Una donna di 65 anni è stata investita mentre attraversava la strada in corso Buenos Aires a Lavagna. Ad investirla una giovane in sella al suo scooter, a sua volta ferita. Sul posto l'automedica del 118, la Croce Rossa di Lavagna e la Croce Verde di Chiavari. La donna è stata portata in codice rosso al San Martino di Genova con un trauma cranico. La ragazza invece in giallo al pronto soccorso di Lavagna. E un incidente si è verificato questa mattina in A12 tra Deiva Marina e Carrodano in direzione di La Spezia. 2 le macchine coinvolte, per fortuna senza conseguenze gravi. Una vettura ha tamponato un'auto ferma in galleria per un problema tecnico e si è ribaltata. L'autista del mezzo fermo non ha riportato ferite perché si trovava fuori dalla sua auto. Ferita in modo lieve invece la ragazza al volante della vettura ribaltata portata al pronto soccorso lavagnese. Sono intervenuti la Croce Rossa di Riva Trigoso, la Croce d'Oro di Deiva, l'automedica del 118 di Lavagna, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Cambiamo argomento. 2 steward all'arrivo e alla partenza della linea 82 tra Santa Margherita Ligure e Portofino è il nuovo servizio di ATP per contrastare l'evasione ma anche per essere di supporto a turisti e residenti. L'attività prenderà il via in agosto, intanto dall'inizio dell'anno in tutto il territorio servito dall'azienda sono state elevate 5.000 sanzioni per il mancato pagamento del biglietto. Sentiamo. Un servizio che sta dando risultati. Sì, come tutte le estati abbiamo intensificato i controlli a bordo dei nostri mezzi, abbiamo una squadra di 12 verificatori a cui si aggiungono sporadicamente anche altri colleghi e effettuiamo controlli a tutte le ore del giorno. Tengo a precisare che quest'anno abbiamo potenziato la lotta all'evasione nelle ore serali, dove il tasso di evasione, ricordo, è superiore rispetto alle ore diurne. Abbiamo già effettuato 5.000 verbali in questo periodo da inizio anno a fine giugno. Ricordo che chi verrà sorpreso a non pagare il biglietto o a non avere il titolo di viaggio valido sul mezzo incorre in una sanzione di 60 euro se pagata entro i 5 giorni, che diventano 95 euro entro i 60 giorni per poi passare alla riscossione coattiva. Perché è importante monitorare la situazione, questo è anche un ritorno sulle casse dell'azienda. Assolutamente, è un ritorno sulle casse, è un segnale soprattutto. Il mezzo costa in termini di esercizio e in termini di acquisto ovviamente, quindi è importante che tutti paghino il biglietto. Come verrà portato avanti nel corso dell'estate? Ci sono particolari situazioni in cui verrà intensificato il servizio? Metteremo degli steward nella zona di Santa Margherita e Portofino. Sarà un servizio costituito da 2 persone che saranno fisse dal mattino alla sera nelle fermate di Santa Margherita e Portofino, che sono le partenze e l'arrivo della linea 82. Questo quando? Per tutto il mese di agosto fino alla metà di settembre, in modo da coprire la stagione più intensa estiva. Questo sarà anche un servizio di aiuto comunque alla clientela. Assolutamente, le persone non saranno solo lì a dire comprate il biglietto, ma dovranno indicare orari, tariffe, tratta e essere proprio un supporto alla clientela. Divieto di balneazione in un tratto di mare a Sestri Levante. L'ordinanza è stata firmata oggi dal sindaco Valentina Ghio dopo gli esami sfavorevoli eseguiti ieri dall'ARPAL alla foce del torrente Gromolo. Il tratto interessato dal divieto è quello che va dal civico 8 del lungomare Descalzo al Pennello all'altezza della foce del fiume, così si legge nell'ordinanza. Come di consueto un nuovo esame dovrà essere eseguito entro 72 ore da quello di ieri. Ancora cronaca, ha accompagnato il figlio minorenne da un tatuatore, si è allontanato con la scusa di andare a prendere il denaro necessario per il pagamento e si è reso irreperibile. Un 48enne di Lavagna è stato denunciato dai carabinieri per insolvenza fraudolenta. Il commerciante infatti ha presentato denuncia ai carabinieri di Chiavari, i militari hanno identificato l'uomo e lo hanno denunciato. Vigili del fuoco in azione ieri sera in A12, direzione Genova, per un incidente stradale nelle vicinanze dell'uscita di Nervi. Il conducente di un furgoncino ha tamponato la vettura che lo precedeva. L'uomo al volante è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo. I pompieri hanno provveduto ad aprire le porte e tagliare i montanti della cabina di guida per estrarre il ferito e consegnarlo al 118. Il traffico è stato gestito dalla polizia stradale.
E adesso le notizie religiose della nostra diocesi. Si è conclusa a Santa Margherita Ligure la festa in onore della Madonna della Lettera. La statua lignea della Vergine ha una storia particolare, raggiunse il borgo Tigullino dopo essere caduta in mare nel Golfo di Messina. La messa solenne è stata presieduta dal vescovo diocesano. Sentiamo. Essere lettere vive per testimoniare agli uomini il messaggio di Gesù. Nella chiesa di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure, il vescovo sottolinea quanto oggi sia importante essere testimoni di Cristo per farlo conoscere e per far arrivare lontano il suo invito. Un vivere il proprio essere in modo così serio e vivo da essere percepito dagli altri, come fece Maria, spiega Monsignor Tanasini, che in una lettera, inviata secondo la tradizione ai messinesi, spinse ad incontrare suo figlio, sollecitando una vita improntata ad un rapporto vivo con il Signore. Le lettere siamo noi, dice quindi il vescovo, perché chiamati ad essere testimoni dell'annuncio di Cristo. La Chiesa ha bisogno di lettere vive, non morte, non rassegnate. Lettere vive vuol dire che vivono sul davvero l'incontro con Cristo, che vivono davvero la parola di Dio, che vivono davvero il partecipare al banchetto di nozze dell'agnello che oggi noi viviamo nell'Eucaristia. Di qui l'esortazione di Monsignor Tanasini a ripensare la comunità diocesana. Oggi, spiega, c'è bisogno di una chiesa aperta e non chiusa. Una chiesa non rassegnata, non di basso profilo, non di gesti esteriori. Una chiesa che vive davvero l'annuncio di Cristo e lo vive per la sua vita. In arrivo 950.000 euro per i comuni montani attraverso un bando nazionale. Ad annunciarlo è l'assessore regionale Stefano Mai, che afferma si tratta di un'opportunità di cui i comuni esclusivamente montani potranno fare richiesta per ottenere finanziamenti a fondo perduto. Le domande dovranno essere inviate al settore politiche delle aree interne della regione entro il 26 settembre. I fondi potranno riguardare interventi di ripristino di zone danneggiate dal maltempo di fine ottobre dell'anno scorso, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la promozione di turismo, artigianato locale e commercio di prodotti di prima necessità. Entro i 90 giorni successivi alla chiusura del bando, la Regione redigerà una graduatoria per l'assegnazione dei fondi. La graduatoria sarà poi trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emissione del finanziamento in un'unica rata. Un ordine del giorno a supporto delle biblioteche liguri, a presentarlo il consigliere regionale Gabriele Pisani. Il capogruppo di Liguria Popolare ricorda il recente caso della biblioteca di Lavagna, ma cita anche le difficoltà vissute da strutture bibliotecarie a Genova, Savona e La Spezia. Il solo volontariato, spiega Pisani, non è sufficiente a mandare avanti il funzionamento della biblioteca pubblica, ma serve personale adeguatamente formato. Da qui la necessità di un programma di sostegno. Il tema sarà affrontato domani in Consiglio regionale. Tirreno Power dona un'area a Giacopiane per la realizzazione di un rifugio naturalistico. Nel centenario della costruzione delle dighe è stato firmato un accordo con l'Associazione Sportiva degli Amici dei Laghi di Giacopiane per la donazione di un terreno di circa 14.000 metri quadrati che si trova accanto alla diga. Sull'area l'associazione intende realizzare un rifugio con le più moderne tecniche di bioarchitettura ed integrato nell'ecosistema circostante. La struttura ricettiva sarà inserita nel circuito dei sentieri dell'Alta Via dei Monti Liguri. Secondo l'associazione sarà un punto di riferimento per il trekking, per gli appassionati di pesca sportiva e per gli amanti dello sport outdoor. E rimaniamo in qualche modo in tema. A Passion for Tourism è il titolo del libro presentato nei giorni scorsi all'Accademia del Turismo di Lavagna. Una sorta di manuale tecnico e operativo per gli addetti del settore, scritto da una docente della scuola, Laura Costaro. Sentiamo. Che cosa devono fare le strutture ricettive? Come attrarre i clienti? Domande, alcune, a cui cerca di dare una risposta Laura Costaro nel suo libro A Passion for Tourism, un vademecum nato dal desiderio dell'autrice di accompagnare le aziende che intendono fare turismo sul territorio. L'obiettivo, ha spiegato durante la presentazione, è saper raccontare con passione la propria storia di operatori del settore, vera strada per il successo. Non meno importanti però gli altri consigli di natura pratica. Iniziamo a parlare della valutazione del territorio, quindi quello che può essere importante fare per il territorio, per la mia azienda, cosa sono capace a fare io, come posso farlo bene. Parliamo anche del prezzo, quindi come mi inserisco nel mercato, valutiamo anche la concorrenza, dobbiamo sapere
i nostri vicini cosa fanno, cosa propongono al turista. Altri argomenti che secondo me sono fondamentali è il rapporto con il tour operator, con l'agenzia che ci promuove anche all'estero, cosa che magari noi da piccoli non riusciamo a fare all'inizio. La corrispondenza che dobbiamo tenere con il turista, perché comunque nel momento in cui arriva una richiesta è un po' una possibilità che il turista ci dà e noi da lì possiamo partire, possiamo esprimerci. Laura Costaro è insegnante all'Accademia del Turismo di Lavagna. Il manuale sarà utile per tutti quei progetti che sul territorio si stanno portando avanti da tempo per migliorare il settore. Quindi turismo esperienziale, necessità di promuovere un territorio fatto veramente di esperienze uniche che il turista può vivere solamente in questo territorio, salvaguardia anche del territorio stesso, perché se il turista vive il territorio impara anche a rispettarlo e quindi creare anche un rapporto, un approccio positivo tra chi vive in Liguria, chi vive nel Tigullio e tra il turista. Un volume guida anche per i ragazzi, ad esempio per quei giovani che hanno fatto esperienza all'estero e ora desiderano tornare nel Tigullio, o per chi ha ereditato un terreno e vuol mantenere la parte agricola mentre sviluppa quella ricettiva. In questo libro possono trovare delle indicazioni fondamentali rispetto proprio a come promuoversi, a come gestire il rapporto col cliente e anche come posizionarsi nella fascia di mercato. La presenza di nuovi focolai della malattia dei castagni in Val Fontana Buona, causati dal cinipide, preoccupa gli amministratori. Il Consiglio Comunale di San Colombano Certeno li ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale sollecita la Regione a coinvolgere le associazioni di categoria, degli apicoltori e della caccia, questo per affrontare il problema. Il tema è stato discusso grazie ad una mozione del gruppo di minoranza Territorio e Sviluppo. L'obiettivo è quello di far sì che gli enti superiori promuovano nuovi lanci di insetti antagonisti al fine di combattere il cinipide. I consiglieri di Territorio e Sviluppo si augurano che anche altri comuni possano trattare la questione in Consiglio approvando un ordine del giorno similare. E una mozione su questo tema è stata approvata all'unanimità nel Consiglio Comunale di Neirone. L'argomento è stato rivolto all'Assemblea dal gruppo Insieme per Neirone. L'ordine del giorno, scrivono i consiglieri Lucilla Bertonati, Simona Schiappacasse e Gian Antonio Baghino, verrà inviato alla Regione e coinvolgerà le associazioni di categoria del territorio, nonché quelle di caccia e i comuni limitrofi. Dal castagno all'olio d'oliva si conclude questa sera nell'area sportiva di San Bartolomeo la 25esima edizione della festa dell'olio a Levi. La manifestazione ha richiamato anche quest'anno produttori olivicoli di tutto il territorio regionale. Alla cerimonia di premiazione il sindaco ha rivolto un appello a tutti gli amministratori: fare rete tra comuni per promuovere la cura degli uliveti e quindi dei versanti, strumento necessario per preservare l'ambiente da eventi atmosferici avversi. Le interviste. L'annata olivicola rispecchia l'andamento di una stagione meteorologica a doppia faccia. Da un inizio incoraggiante, il ritorno del caldo dopo e il clima ventoso poi hanno lasciato il loro segno anche a livello qualitativo sugli oli prodotti. La situazione si è rispecchiata nelle classifiche del 25esimo concorso olio d'oliva e oliveti concluso a Levi con la cerimonia di premiazione. Nel caso specifico di quest'anno, infatti, la provincia di Spezia, che con quella di Genova compone il premio, è stata più fortunata e ha potuto esporre degli oli, portare degli oli organoletticamente più in ordine e molto piacevoli, che infatti, pur essendo anonimi, hanno vinto. Nell'estremo levante ligure è andato il primo premio per l'olio extravergine di oliva, vinto dall'azienda agricola Belfiore di Castelnuovo Magra. Gli oliveti ce l'abbiamo nel comune di Castelnuovo, a Sarzana, e nel comune di Lerici, in Baia Blu, proprio partono dal livello del mare e arrivano fin sopra la Baia Blu. Un olio proprio vicino al mare? Sì, un olio molto vicino al mare. La Baia Blu c'è una vista splendida, si vede Porto Venere, è una cosa fantastica. Sempre nello spezzino anche la medaglia d'oro per il miglior DOP conquistata dall'azienda Lucchi e Guastalli di Santo Stefano Magra. Abbiamo una varietà pregiata, la razzola, che è tipica della nostra zona, l'abbiamo valorizzata con la DOP ed è una grande soddisfazione. Io prima di fare il frantoiano facevo il tecnico in questa zona, conosco le varietà di questa zona, Lavagnina e Pignola, che sono gli oli di queste parti, e qui l'olio è un pochino più dolce, più maturo, più delicato. Nella nostra provincia, La Spezia, invece ha un fruttato più intenso, più erbaceo, un po' più verde, quindi un pochino anche più piccantino. Nel Tigullio invece è stato assegnato il premio istituito per la prima volta per lobbista nella cura dell'uliveto, andato ad un veterano, Giorgio Merione di Zerli Anè. Nel 2005 mi hanno premiato con la medaglia d'argento, nel 2014 con la medaglia d'oro e ora qua a Cuppa, così bevo. E le olive dove ce l'ha? Comune di Nè, dove? Zerli.
Zerli. Per quello che lo io buono. Tutte le interviste e le immagini della festa dell'olio di Levi questa sera nella rubrica Si può dare di più, subito dopo il telegiornale, sempre sul canale 15 di Telepace. In questa occasione parleremo anche dell'Expo dell'Alta Valtrebbia. L'iniziativa Adotta una fioriera a Lavagna ha già coinvolto numerose persone, anche residenti altrove. La Floricoltura Corsiglia, di Paolo Corsiglia, vicepresidente di Coldiretti, ad esempio, ha donato alla città 1000 piante di geranii che sono serviti ad abbellire le aiuole. Abbiamo così potuto migliorare il decoro urbano e il commento del sindaco Mangiante. Intanto vedete le immagini delle aiuole che sono state adottate da alcuni commercianti e anche persone comuni della città di Lavagna, e questo appunto contribuisce a rendere più bella, più ordinata e più pulita la città. Siamo così agli appuntamenti, intanto parliamo della cena d'estate nell'area verde Sandro Pertini a Conscienti di Ne. Si svolgerà venerdì 2 agosto con l'apertura degli stand alle ore 20. L'iniziativa è curata dalla sezione di Ne della Croce Verde Chiavarese. La serata sarà allietata dal gruppo degli Spunciaporchi. Il ricavato servirà per l'acquisto di una nuova ambulanza. Ci si può prenotare allo 0185 33 73 22 oppure anche al cellulare 347 7270 420 anche tramite WhatsApp. In ogni caso tutti i dettagli anche sul sito teleradiopace.com. E ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace per vedere così tutti gli appuntamenti per domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 31 luglio. In piazza Marconi a Sesta Godano, dalle ore 10, sarà visitabile la mostra di vernissage di Giampaolo Campani, intitolata I cani. Nella spiaggia libera di piazza Milano Lavagna, alle 10, storie di mare e di pesca, l'appuntamento con il pescatore Luigino, che racconta il suo mestiere ai presenti. Inaugurazione del 20° Tigulio Expo a Rapallo, artigianato, eventi culturali ed enogastronomia all'Oratorio di Bianchi e in via Magenta, l'inizio alle ore 10:15. Visita guidata e gratuita al Borgo e alla Basilica dei Fieschi di Cogorno, ritrovo alle ore 18:30 in piazza Cordeviola a Lavagna. All'interno del Festival Paganiniano di Carro si terrà il concerto di archi e pianoforte Of Witches and Devils, alle 21 sul Sagrato della Chiesa di San Andrea a Levanto. La compagnia teatrale Quelli de Navotta porta in scena lo spettacolo dialettale Onesti se nasce, furbi se diventa, alle 21 nei giardini di Via Piani a Carasco. Appuntamento con il Dionisio Festival a Chiavari. Alle 21:30 in piazza Gagliardo andrà in scena lo spettacolo Maratona di New York, interpretato da Davide Paganini e Massimiliano Carretta. È tutto per questa edizione del telegiornale, vi lascio al Si può dare di più, ci ritroviamo domattina con la nostra rassegna stampa. Per tutti gli aggiornamenti continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata.